di 2 settimane l'entrata in vigore del Green Pass, dal 5 agosto necessario per i ristoranti al chiuso. L'obbligatorietà potrebbe essere estesa anche per piscine e palestre. Rivisti dalla cabina di regia i parametri per l'assegnazione delle fasce di rischio delle regioni, determinante l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. Con il 10% scatta la fascia gialla, in arancione 20%. Di Covid si torna a morire, non ce l'ha fatta il 65enne non vaccinato ricoverato in terapia intensiva al San Bortolo di Vicenza. Solo un mese fa era stato dichiarato Covid free. 39enne papà di 3 figli decide di farla finita gettandosi nel bacchiglione. A Brusegana la tempestività e l'umanità di un poliziotto gli salvano la vita. L'audio del dialogo tra i due uomini. Dalle 20 di domani sera a mezzanotte è previste 4 ore di sciopero dei lavoratori impiegati nel trasporto pubblico locale disagi a Venezia. Saranno garantiti solo i minimi servizi. Multa dell'antitrust francese da 125 milioni di euro a Luxottica per aver imposto agli ottici i prezzi al dettaglio e aver vietato le vendite online. È bufera in comune a Venezia per la decisione di non colmare il divario di retribuzione tra le vogatrici e i loro colleghi maschi. Il caso scatena il dibattito in Consiglio. Ben ritrovati, buonasera. TG Veneto, come previsto oggi è stata una giornata importante su 2 fronti, quello dei nuovi parametri per l'assegnazione delle fasce di rischio e quello per l'applicazione del Green Pass. Iniziamo dalla decisione della cabina di regia che ha di fatto modificato gli indicatori che saranno presi in considerazione ora ogni settimana per l'assegnazione anche dei colori delle regioni. Resta l'incidenza di 50 casi per 100.000 abitanti per passare dalla zona bianca alla zona gialla, ma da oggi sarà determinante anche la situazione ospedaliera. 10% di occupazione delle terapie intensive, 15 delle aree mediche per entrare nella zona di rischio gialla, rispettivamente invece 20% e 30% per entrare in zona arancione, 30 e 40% per le zone rosse. Per quanto riguarda il Green Pass, l'entrata in vigore sarà posticipata di 2 settimane con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi, e questo è quello che si apprende da ambienti della Conferenza delle Regioni dopo l'incontro con il governo stabilito per le ore 16 di oggi. Dal 5 agosto dunque la carta verde servirà, pare, per i ristoranti al chiuso. Basterà però avere anche una sola prima dose di vaccino. Da quanto si apprende poi l'obbligatorietà del Green Pass dovrebbe essere estesa anche per gli spettacoli all'aperto, le fiere, i centri termali, le piscine, le palestre, congressi e concorsi. Confermata per ora ancora la chiusura invece delle discoteche. E sul Green Pass, a poche ore dall'incontro governo-regioni, si era espressa la politica ma anche le categorie economiche, quest'ultime chiedendo un segnale forte. Noi come imprese abbiamo investito per le protezioni, abbiamo investito in tutti i campi per poter continuare a lavorare durante la fase più critica, però se ci vogliono degli strumenti ulteriori che siano messi in campo. Per una categoria economica che ha portato da sempre la bandiera della sburocratizzazione per le imprese, del capitale umano, della digitalizzazione e competitività, il Green Pass non è limite ma strumento per velocizzare, tutelare, scongiurare un nuovo lockdown. Il vicepresidente nazionale di Union Camere, Mario Pozza, parla alla vigilia della definizione dei contesti per i quali in Italia il certificato verde diventerà obbligatorio. Quello che conta in fin dei conti è rimanere in pista, lo dicono le imprese che volente o nolente hanno sempre uno sguardo alla borsa. Abbiamo visto le borse quanto hanno perso e vediamo quanto è a rischio nel prossimo futuro il tema del turismo, ad esempio. Abbiamo già delle disdette sulle nostre spiagge. Un segnale chiaro in questo caso sia una posizione ben definita, condivisa tra governo e regioni, ma che non lasci margine ad interpretazione alcuna. Ci sono sacrifici da fare, dice Pozza, siano fatti da tutti. C'è anche una speculazione politica perché l'Italia è un paese quotidianamente in campagna elettorale e di conseguenza a volte si guarda più all'urna che all'interesse generale del paese. Politica divisa anche su questo fronte. La Lega sul territorio dimostra una posizione più morbida rispetto a quella del leader Matteo Salvini. Se il Green Pass va nella direzione di poter sostenere, tenere aperto e continuare a vivere, io dico studiamo questa soluzione purché sia semplice, purché non sia
un impegno in più per gli esercenti. Per il Partito Democratico il Green Pass è modello francese, la frecciata a Salvini, no ad atteggiamenti irresponsabili. È necessario, spiega Ferrazzi, per non sprecare sacrifici fatti. È esattamente uno strumento per consentire agli italiani non solo di essere sani, ma anche di non ricadere in un lockdown del quale noi sinceramente saremo anche a meno. Andiamo a Padova. Dopo 6 mesi e mezzo dall'inizio delle vaccinazioni anti-Covid, oggi si è raggiunta la cifra simbolo di 1 milione di dosi iniettate. Un importante risultato, dicono i vertici dell'ULSS 6, ma tanto lavoro c'è ancora da fare. Vediamo. 1 milione di dosi di vaccino anti-Covid in 200 giorni nel territorio dell'ULSS 6 Euganea. Ciclo completo per 434.000 padovani, il 52%, altri 141.000 sono quelli prossimi a ricevere il richiamo e 36.000 con appuntamento per la prima dose già prenotato. La milionesima dose nella giornata di giovedì. Un grande risultato, ha commentato il direttore generale dell'ULSS 6, ma anche una grande speranza. Avanti tutta, perché abbiamo ancora circa 270.000 persone da vaccinare, dobbiamo riuscire appunto a vaccinare il più possibile per passare comunque dopo arrivare un autunno tranquillo e sereno con una ripresa comunque di tutte le attività. Dietro a questo risultato c'è una grande macchina organizzativa, oltre a quella sanitaria, ricorda Fortuna. Davanti c'è invece la speranza di arrivare presto a immunizzare tutta la popolazione in età da vaccino anti-Covid. Abbiamo molti posti ancora liberi, quindi prenotatevi, e ci sono appunto gli operatori che sono l'anima pulsante di questa macchina, li ricordo appunto con un grande ringraziamento. Un risultato ottenuto anche grazie ai punti vaccinali dell'azienda ospedaliera, di medici con l'Africa QAM e dell'ex ospedale militare. A Vicenza invece è morto il 65enne non vaccinato che era ricoverato in terapia intensiva al San Bortolo. Si torna a morire di Covid a Vicenza. A distanza di nemmeno un mese dalla notizia confortante che la terapia intensiva dell'ospedale San Bortolo era libera dal Covid, nel giro di poco il nuovo ricovero, un 65enne non vaccinato, e poi nella mattinata di mercoledì il suo decesso. Purtroppo, nonostante le cure notevoli fatte in questi giorni qua e precedentemente in malattie infettive in cui aveva passato altri 5-6 giorni, il signore non ha risposto in maniera adeguata. È stata anche una situazione piuttosto critica, ce ne siamo sentiti anche molto colpiti dal fatto, proprio per il fatto che innanzitutto tutta la famiglia era stata vaccinata e il signore, paziente, aveva opposto una certa sua resistenza nel fatto della vaccinazione. Un decorso repentino e fulminante. L'anziano è entrato in gravi condizioni nel reparto di malattie infettive, poi il suo quadro clinico è andato ulteriormente ad aggravarsi, costringendo il trasferimento in terapia intensiva. La terapia intensiva è pronta e siamo pronti a raccogliere purtroppo i casi di Covid che speriamo tanto di non rivedere, ma non possiamo escludere certamente che non ci saranno. Caso che fa suonare, se necessario, ancora un campanello d'allarme, ma soprattutto dovrebbe far riflettere gli scettici. I fatti dimostrano che se non sei vaccinato rischi molto di più e questa è l'unica cosa che deve arrivare a tutti. Questo non può essere smentito così facilmente, perché tutti i ricoveri che si fanno in terapia intensiva sono pazienti non vaccinati, punto. Non vaccinarsi vuol dire rischiare molto di più. Siamo alla scuola. Il CTS ha inviato oggi ai dirigenti scolastici e ai direttori degli uffici scolastici regionali le prime indicazioni per l'avvio del nuovo anno scolastico. Tra queste si legge la necessità di mantenere la didattica in presenza come assoluta priorità, oltre all'obiettivo di estendere il più possibile la vaccinazione del personale degli studenti over 12. Nel documento si legge che è eticamente doverosa la vaccinazione del personale scolastico. Da qui si evince che il governo non avrà intenzione di istituire l'obbligatorietà. Per la sicurezza rimangono confermati distanziamento, mascherina per gli studenti, mascherina per la somministrazione di pasti e di organizzazione di ingressi ed uscite in modo da evitare gli assembramenti. In vista della ripresa della frequenza per il CTS non sono al momento utili test e campagne di screening, mentre sono confermate le procedure per il tracciamento di sospetti casi positivi da gestire in collaborazione con l'ULSS. E ora andiamo nel veneziano. Il progetto del patriarcato insieme all'ULSS 3 oggi somministrati 60 vaccini ai senza tetto.
Operativa come l'abbiamo vista negli ultimi tempi l'unità vaccinale mobile dell'ULSS 3 Serenissima, oggi qui accanto alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Mestre per la prima giornata di vaccinazioni alle persone indigenti e ai senza tetto della terraferma, un progetto ideato insieme alla collaborazione del Patriarcato di Venezia. Puntuali alle 9:30 sono iniziate le vaccinazioni dopo settimane di lavoro non semplice per riuscire a rintracciare tutti. Sono tutte le persone che entrano in contatto con la Caritas, vuoi per l'utilizzo della mensa, vuoi per il dormitorio, vuoi per aiuti di diversa natura. E sono 173 le persone invitate oggi, devono tornare perché in questo momento, in attesa di avere l'autorizzazione dal comitato etico, facciamo mRNA in doppia somministrazione, quindi torneranno il 19 di agosto. Se per quella data avremo anche l'autorizzazione del comitato etico, faremo il Johnson & Johnson per chi ha meno di 60 anni e quindi il 19 di agosto porteremo a compimento questa vaccinazione. Devo dire che la Caritas ha fatto un eccellente lavoro, vedo le persone che vengono qui motivate. Abbiamo comunque la Polizia Municipale e la Protezione Civile, ma non c'è bisogno praticamente di nulla. Le vaccinazioni sono proseguite fino alle 17 circa con buon esito, evidente già dalle prime ore del mattino. La prima mattinata è andata bene, abbiamo avuto una prima trentina di persone, utenti che sono venuti, fanno prima il tampone, sono risultati tutti negativi e successivamente anche la vaccinazione. È un grosso lavoro fatto in collaborazione con la Caritas diocesana e con il Comune di Venezia e noi siamo qui anche in forza, abbiamo 5 medici per fare le attività appunto vaccinali di tampone, un tecnico prevenzione e io come direttore dipartimento. Intanto la campagna vaccinale dell'ULSS 3 prosegue a 360 gradi con 3.000 slot nel fine settimana e un tutto esaurito dal 5 all'11 agosto. I vaccini vengono distribuiti al momento dove c'è maggiore richiesta e in questo caso nel territorio di Dolo e Mirano. Ora andiamo a Feltre, Santa Maria del Prato, dove oggi è stata inaugurata la centrale di sterilizzazione, una struttura nuova all'interno della quale saranno trattati tutti gli strumenti utilizzati all'interno dell'ospedale. Costo 1 milione di euro. Un servizio integrato al macrosistema dell'ospedale che rappresenta uno dei punti cardine della prevenzione delle infezioni correlate agli strumenti usati nelle attività chirurgiche e assistenziali. Può essere definita così la nuovissima centrale di sterilizzazione dell'ospedale di Feltre, la cui inaugurazione ha ufficializzato il completamento della piastra chirurgica del Santa Maria del Prato. È allineata con la centrale di Belluno, servirà a tutte le nostre strutture sanitarie. Una può funzionare da backup per l'altra, per cui siamo in sicurezza come strutture ospedaliere perché anche ci fosse un problema in una delle centrali, l'altra subentrerà per supportare. La struttura è frutto di un investimento pari a oltre 1 milione di euro autorizzato dalla Regione, rappresentata oggi dai consiglieri Cestaro e Puppato e dalla Presidente della 5ª Commissione Sanità Sonia Brescacin. È un investimento molto importante che questa ULSS ha saputo portare in realizzazione, che da oggi offrirà un servizio molto importante e ci dà il metro anche di quanto ci sia l'attenzione per garantire qualità e sicurezza e anche quanto si voglia continuare a migliorare quelli che sono i nostri presidi ospedalieri. Un altro momento importante per il nostro ospedale, ha affermato il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, che ha invitato a fare squadra per superare le difficoltà del momento che riguardano anche la carenza di personale. Quest'anno per la prima volta sono state alzate le borse di specialità e sono state equiparate agli studenti che escono da medicina e questo ci fa ben sperare, è un segnale in controtendenza. Ovviamente dovremo attendere 5 anni, dobbiamo diventare attrattivi come territorio anche per i professionisti che devono poter venire da fuori, lavorare da noi da una parte e dall'altra dobbiamo fare sinergia, evitare divisioni, evitare doppioni. Andiamo a Bovolone, l'omicidio di Maria Spadini, è stato conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo della 70enne uccisa a coltellate ieri nella sua abitazione a Bovolone. Per il suo decesso è stato fermato già ieri sera, si trova già in carcere il figlio Paolo Bissoli, 52 anni, che ora è accusato di omicidio volontario aggravato. Nel 2018 l'uomo era già stato arrestato per 2 tentativi di rapina, era stato rinviato a giudizio 8 giorni fa, allontanato dalla famiglia proprio per violenza.
Firenze. Una volta liberato è tornato dalla mamma. Nelle prossime ore è attesa anche l'udienza di convalida davanti al GIP. Il figlio, lo ricordiamo, aveva raccontato ai carabinieri di essere rientrato in casa e di aver trovato la mamma uccisa in cucina. La donna era riversa a terra, presentava varie ferite di arma da taglio, aveva sulla schiena ancora piantati 2 coltelli. Padova aveva deciso di farla finita a soli 39 anni e con 3 figli. Vi facciamo sentire il dialogo convincente che ha permesso a questo 39enne di desistere dal tentativo di togliersi la vita. Il dialogo è con un vigile della polizia locale. Lungargine brusegana qualche giorno fa. Un uomo di 39 anni e padre di 3 bambini ha deciso di farla finita. Troppi problemi economici. Un amico lancia l'allarme alla polizia. La centrale operativa della questura invia un equipaggio capitanato dal capo pattuglia Michele, che dopo un lungo, convincente dialogo riesce ad avvicinarsi, ad afferrare l'uomo e a salvarlo dal gesto estremo con l'aiuto del collega. Io capisco che i tuoi problemi adesso ti sembrano insormontabili, perché giustamente hai la testa confusa, però non si risolvono così, anche perché tu hai pure dei figli, o no? Io mi ricordo che tu avevi dei figli. Hai capito che la figura del padre per un figlio... Io ho lavorato per loro. Sì, però ti dico una cosa, non è solo lavorare, dare qualcosa ai figli, perché un bambino che viene a sapere quando cresce che il papà ha fatto un gesto estremo ha problemi per tutta la vita. Sono situazioni difficili, ma sono situazioni che uno non deve mollare la presa, perché nel momento in cui tu molli la presa è peggio. Perché la cosa più semplice... Ho combattuto io fino alla fine. Ho combattuto fino a che mi sono già... Sì, ma tu sei ancora qui. La soluzione ancora c'è. E si può trovare. E se tu ti fidi di noi, ti fidi di me, io ti prometto che direttamente in prima persona parlerò con i servizi sociali per fare qualcosa. Ti fidi di me? Credimi. Io mi chiamo Michele. Tu direttamente, tu devi fare riferimento solo a me. Non fai riferimento a nessun altro, non ti preoccupare. Ok? Vieni qua. Dammi la mano. Insieme andiamo ai servizi sociali. Ci parlo io, con l'assistenza. Ma intanto bisogna lottare, la vita è una lotta. La morte sul lavoro, siamo a Ponte della Priula, nel Trevigiano, del 23enne Aziz Diop, questa mattina presidio dei sindacati all'esterno dei cancelli della fornace Grigolin. Questa mattina siamo di fronte allo stabilimento di Grigolin a Susegana perché purtroppo ancora una volta si è verificato un episodio di incidente sul lavoro. Sindacati compatti questa mattina fuori dai cancelli delle fornaci Grigolin a Ponte della Priula, dove ieri ha perso la vita il 23enne Aziz Diop, precipitato da un silos. Il presidio di CGIL, CISL e UIL, cui hanno preso parte anche familiari e colleghi della giovane vittima, straziati dalla perdita e che hanno denunciato carenze in termini di sicurezza nello stabilimento. In azienda lavorano anche il padre e 2 fratelli di Aziz, un altro fratello è operaio alla vicina Electrolux, dove per domani è stata indetta un'ora di sciopero. Noi vogliamo lanciare un messaggio anche alle aziende, a tutti i lavoratori, perché si cambi passo e perché si affronti in maniera decisiva il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il problema, rileva il segretario regionale della CGIL, riguarda spesso e volentieri i giovanissimi e il pensiero va a Mattia Battistetti, morto 3 mesi fa in cantiere a Montebelluna. Hanno un'incidenza percentuale che è addirittura 12 volte rispetto alle altre classi di età e questo evidentemente pone una urgenza specifica. Per noi c'è sicuramente un tema di formazione, ma c'è anche un altro tema ed è il tema della precarietà. In comune a Susegana bandiere listate a lutto, mentre la Procura della Repubblica non ha ancora formalmente aperto un fascicolo sulla morte di Aziz, ma lo farà a breve. Degli accertamenti si sta occupando lo Spisal, che ha rimpinguato le sue schiere nell'ultimo periodo. Nella Marca, stando alla tabella che ci mostra il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, i tecnici della prevenzione sono attualmente 74, ma non basta controllare, occorre prevenire. Nel Trevigiano sono già 5 i morti sul lavoro da gennaio a oggi. 4 ore di sciopero dei lavoratori impiegati nel trasporto pubblico locale. Andiamo nel Veneziano. Ancora 4 ore di sciopero domani degli addetti del trasporto pubblico locale di linea. A Venezia lo stop dei mezzi e dei collegamenti a CTV scatterà in serata dalle ore 20 fino a mezzanotte. Una nuova astensione dal lavoro che non riguarda però l'avvertenza locale e il braccio di ferro in corso con la CTV, ma rientra in una mobilitazione nazionale dell'intero comparto.
Far sentire la nostra voce su varie tematiche che riguardano il futuro del trasporto pubblico locale in tutta Italia, per una maggiore sicurezza dei lavoratori, per i miglioramenti dei servizi, per l'introduzione di un salario minimo per legge. È chiaro che a Venezia lo stop dei collegamenti potrà avere ripercussioni e disagi più pesanti per i cittadini, vista soprattutto la specificità della mobilità acquea del centro storico in Laguna. Ma come tiene a precisare il sindacalista Alberto Cancian, anche durante lo sciopero questa volta saranno sempre assicurati i servizi minimi e i collegamenti con le isole. Ecco quello che chiedono le sigle sindacali in campo. Nessuna liberalizzazione degli appalti, per un controllo anche delle esternalizzazioni, perché noi temiamo che dopo la pandemia il lavoro sia una delle prossime vittime e soprattutto a pagarne le conseguenze saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale e di conseguenza anche i cittadini e le cittadine che ogni giorno prendono i mezzi. Un appello chiaro parte proprio da Venezia. La città di Venezia è una città dove il trasporto pubblico locale gioca un ruolo molto molto importante. Ricordo inoltre anche la nostra avvertenza sul ritiro delle disdette di questa amministrazione comunale e quindi noi domani ci fermiamo 4 ore per far sentire ancora una volta la nostra voce. Nel bellunese ad Agordo, multa dell'antitrust francese da 125 milioni di euro a Luxottica, primo fornitore mondiale di occhiali, per aver imposto agli ottici prezzi di vendita al dettaglio e per aver vietato agli stessi di vendere su internet. Il clamoroso annuncio dell'autority arriva in seguito alle denunce presentate dagli ottici che per aver ignorato i messaggi di Luxottica avevano subito misure di ritorsione. Pronta alla replica del colosso mondiale dell'occhialeria che in una nota colloca i fatti contestati tra il 2005 e il 2014 in Francia. La società ha espresso il suo profondo disaccordo nei confronti della decisione dell'autorità, ritiene che la sanzione sia sproporzionata e priva di fondamento. Luxottica presenterà ricorso, sicura di poter dimostrare che la decisione è sbagliata sia dal punto di vista fattuale che legale. Torniamo a Venezia, polemica in Consiglio Comunale dopo che la maggioranza ha bocciato un emendamento dell'opposizione che chiedeva di parificare i premi di uomini e donne alla regata. 12 favorevoli e 21 contrari. La maggioranza in Consiglio Comunale boccia la parificazione dei premi tra uomini e donne che partecipano alla regata storica. La capogruppo del Partito Democratico Monica Samba, influente nel bilancio della maggioranza, appare da subito diverso. Premi nelle categorie che partecipano la decide l'assemblea dell'associazione regatanti. Io obiettivo le prassi e se qualcuno non le ha cambiate nel passato, della maggioranza rispondono i consiglieri di opposizione favorevoli alla parificazione dei premi tra regatanti uomini e regatanti donne. Se le cose vanno in un certo modo da 70 anni, non è detto che le cose non possono migliorare. Se domani il comitato decidesse che, non so, gli atleti di colore non devono avere un premio, è evidente che ci sono delle cose sbagliate. L'atmosfera si riscalda nel dibattito che segue il voto contrario della maggioranza alla parificazione dei premi tra uomini e donne. Se abbiamo anche solo questo dubbio dal punto di vista politico, vuol dire che la situazione è gravissima, perché vuol dire che il comitato a quel punto ma lei che è la paladina intenzione di offendere tutti o di fare un discorso? Per la passione, per il cuore che ha. La passione per uno sport, la passione per un'arte, la passione per voler fare un qualcosa. Voi lo avete tradotto realmente in 7.300 euro. Assist, l'Associazione Nazionale Atlete, ha definito il voto di Venezia vergognoso e offensivo e chiederà l'intervento della ministra Bonetti, della sottosegretaria Vezzali e di ogni istituzione coinvolta nella regata storica.
Con questo dibattito che di fatto resta aperto ci fermiamo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. È iniziata la rimonta dell'anticiclone africano che, risalendo dall'Algeria, porterà sole e caldo un po' su tutta Italia e dunque anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 23 luglio con l'aiuto della nostra mappa. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Come consuetudine saranno possibili dei veloci rovesci al pomeriggio sui monti, ma in veloce esaurimento. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 33 gradi, dunque contesto estivo e caldo. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stesso scenario, tanto sole dappertutto, con il passare delle ore avremo dei piovaschi in montagna. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo insieme alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo un contesto tranquillo con tempo stabile e anche ampiamente soleggiato. Temperature minime intorno a 17-19 gradi, massime sui 31 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.